troviamo nei pressi di Gazzo Veronese, nella Bassa Veronese, una terra di risorgive, di paludi. In una di queste paludi è sommersa, secondo la leggenda, quella che può essere considerata l'Atlantide della Bassa Veronese, Carpanea. E la leggenda vuole che questa città antica, sommersa nelle paludi, abbia un campanile, sommerso anch'esso, che ha delle campane che risuonano durante la notte di Pentecoste. E quest'anno 2020 è il 31 maggio, quindi bisognerà tornare qui forse la notte del 31 maggio per vedere se si sentono veramente queste campane dell'Atlantide della Bassa Veronese. Buonasera a tutti, oggi quarta tappa del giro ai confini del Veneto. Ci troviamo a Sorgà, paesino in cui si trova questa villa chiamata Villa del Diavolo. Villa del Diavolo è stata costruita nel secolo XVI, tra gli altri è appartenuta a uno dei giullari della corte dei Gonzaga, ma non è per questo che ha questo nome così sinistro, anche la costruzione è abbastanza sinistra, ma perché c'è questa leggenda che anticamente si facessero degli strani riti, orge e sacrifici anche umani addirittura, sembra. E in virtù di questo, sempre anticamente, il parroco del paese venne per benedire la zona, perché pare che questa villa, secondo questa leggenda, la villa era posseduta addirittura dal demonio. Durante questa benedizione fatta da questo parroco, la leggenda vuole che l'antica villa sprofondò nel terreno e successivamente venne ricostruita. Ma da quel giorno continuano a riferirsi, la leggenda sempre narra che si notano delle urla strazianti attribuibili praticamente alle anime di queste persone che hanno trovato una fine così orrenda secondo questa leggenda. È una credenza popolare, la prendiamo così com'è, un po' sinistra. Ci troviamo a Erbè, vicino a Isola della Scala. Questo paese molto piccolo è rimasto agli onori della cronaca perché nel 1509 fu teatro della cosiddetta imboscata di Erbè ai danni del marchese Francesco II di Gonzaga, che era marchese di Mantova. I veneziani lo catturarono e lo tennero prigioniero per un anno, e soltanto grazie all'intercessione del Papa Giulio II, che fu liberato dopo un anno, anche se riportò per molto tempo le conseguenze della durezza di quella prigionia. Giulio II, che lo liberò, ricordiamo, è quello famoso per essere stato il mecenate di Michelangelo, quindi possiamo vedere come da un piccolo paesino al confine tra la Lombardia e il Veneto si possono vedere delle tracce
della storia d'Italia, di come tutta la storia d'Italia sia intrecciata da nord a sud. Questo evento viene rievocato durante l'estate, perché si verificò durante l'estate, con una manifestazione con costumi d'epoca molto interessante.